È il tempo dei saluti, preparare le valigie e cambiare casa, anche quella spirituale. Arrivano i trasferimenti e le nomine dei sacerdoti che andranno a servire le parrocchie e gli organismi diocesani dell'Arcidiocesi di Agrigento. A comunicarlo è l'arcivescovo e cardinale Francesco Montenegro, che spiega: decidere un nuovo inizio per i preti è un lavoro delicato, forse il più faticoso del governo della diocesi. Entrano in ballo l'attenzione e l'affetto per le persone, la responsabilità verso la comunità ecclesiale, spesso anche molti imprevisti. Sono consapevole, continua, che ogni trasferimento comporta una scelta sofferta per i sacerdoti e per le comunità, segno evidente della generosità con la quale ci si spende e dei legami affettivi e spirituali che si creano. Queste scelte, precisa il cardinale, sono la conclusione di una prolungata riflessione. Auspico, conclude, che anche le comunità dimostrino comprensione e offrano cordiale accoglienza ai nuovi pastori. Ma ad Agrigento e Casteltermini i fedeli hanno già dimostrato profondo dispiacere nel dover cedere i propri padri spirituali. Su Facebook messaggi di rammarico e polemica. Don Angelo Chillura, parroco del santuario di San Calogero, santo più amato dalla città dei Templi, è stato trasferito ad Aragona. Al suo posto arriverà Giuseppe Veneziano. Casteltermini vedrà arrivare Don Domenico Mangione e saluta Don Angelo Corda, che va a Menfi. Ed in totale sono 19 le chiese che salutano i propri parroci. Nominate anche le figure del tribunale ecclesiale: sono Lillo Maria Argento, Melchiorre Vutera, Domenico Zambito, Gioacchino Falzone e Angelo Gambino. Intanto il parroco della cattedrale di Agrigento, Don Giuseppe Pontillo, continua a dar battaglia per la messa in sicurezza della chiesa madre del costone sottostante. Senza troppi giri di parole prende carta e penna e scrive al governatore della Sicilia Rosario Crocetta, al presidente del Consiglio Matteo Renzi ed al ministro dei beni culturali Dario Franceschini, in cui spiega che la chiesa agrigentina ha perso la fede nelle promesse di Rosario Crocetta e sollecita interventi straordinari, sottolineando come la regione sia responsabile dei danni arrecati alla cattedrale, questo perché il costone, che è di competenza della regione, sarebbe, secondo la CEI, la causa delle crepe che percorrono la chiesa madre e che ne compromettono l'integrità.